Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Ospite nei nostri studi questa sera il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera Sindaco. Buonasera a voi. Senta Sindaco, anche nel corso di questa puntata avremo molti argomenti da affrontare relativi alla città di Padova, al futuro della città di Padova, anche tematiche molto calde, molto importanti per la vita dei cittadini. Però ho pensato di cominciare, e credo sia doveroso, anche questa puntata con insomma, un suo commento anche sulla vicenda che ha tenuto per molti giorni con il fiato sospeso tutto il territorio, che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin e successivamente con l'arresto in Germania dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Ecco, si è creata in questi giorni veramente una mobilitazione incredibile anche nel Padovano, prima a Vigonovo con la fiaccolata, poi ieri sera proprio in centro città con circa 15.000 persone che hanno sfilato in corteo. Insomma, una vicenda che ha veramente toccato i cuori di tutti, anche per la sua drammaticità. È stato devastante, per dire poco, veramente io l'ho vissuta malissimo a casa con mia moglie. Man mano che passavano i giorni vedevo le immagini, ero veramente, ancora adesso mi si fa accapponare la pelle. È finita in maniera incredibile e ha creato un'emozione incredibile. E veramente bisogna imparare rispetto degli altri, delle donne. Ma questo va coltivato in casa, in famiglia. Non è che, per carità, adesso fanno leggi più repressive, qualsiasi cosa, ma finché non impariamo il rispetto degli altri, delle donne in particolare, bisogna veramente cambiare. Giusto prevenire, giusto, ne ho parlato con le istituzioni, col prefetto, col questore dei carabinieri, bisogna prevenire, bisogna stare attenti a qualsiasi momento. Però, ragazzi, se non c'è niente da fare, prima bisogna che siano le famiglie, educare i figli al rispetto degli altri, al rispetto delle donne. Poi ovviamente ci sarà anche la fase legislativa, ma prima di tutto bisogna rispettare le donne e questo va fatto sull'educazione familiare. E non sto criticando nessuno, però ragazzi, fare il genitore è la cosa penso più difficile in assoluto. E bisogna spiegare, far capire e dare esempio. Una vicenda drammatica. Io penso alla famiglia, al padre, deve essere devastante, ma pensate anche ai familiari del ragazzo. Hanno finito di vivere, penso che sia una cosa terrificante, allora, non ho parole. Per cui stavolta poi va a toccare anche persone con educazione, cioè non è il classico soggetto che magari uno dice ma non è educazione, ragazzi miei, c'è qualcosa che non funziona più, manca rispetto. È il femminicidio numero 105 di questo 2023, poi ce n'è stato un altro nelle ultime ore proprio a Fano, quindi il conto si è aggiornato nuovamente, il dato è stato aggiornato nuovamente, ma le chiedo, davanti a questi numeri, possiamo parlare di un fallimento da parte della società? Perché lei dice giustamente che deve partire tutto dalle famiglie, ma poi deve succedere anche qualcos'altro all'interno della nostra società. Perché io sono convinto, e guardi, mi hanno toccato molto, devo dire la verità, le parole del papà di Filippo, non so se le ha sentite anche lei, era veramente distrutto. Quindi io non mi sento di dire che quel genitore abbia fallito come genitore. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella nostra società tutta, fermo restando che deve ovviamente partire dalle famiglie. Sicuramente l'esempio è l'educazione da parte della famiglia, dalla società, dalle scuole, da qualsiasi cosa. Io penso che, non so se può addossarsi qualche colpa, assolutamente, per cui neanche i genitori, neanche mi sognano queste cose. Io penso che sia... Se capitasse a me sarei distrutto e finito. Veramente penso che sia una cosa che... sono immagini che dicono tutto. Davanti alla casa della famiglia Cecchettin, Sindaco, perché noi ci siamo stati tutto il fine settimana, si è creata una mobilitazione davanti a questo caso che ha avuto veramente dell'incredibile. Sono passato per le strade migliaia e migliaia di persone, ha toccato veramente i cuori di tutti. E qua bisogna
Parlavo prima con il prefetto, a qualsiasi segnale però di quello che potrebbe accadere bisogna avvisare le forze dell'ordine, bisogna avvisare, non tralasciate niente, se vedete qualche accenno, qualche idea, è meglio prevenire, è meglio parlare con le forze dell'ordine e attivarsi, perché veramente queste cose non possono più accadere, che poi veramente abbiamo raggiunto un numero donne ammazzate dai compagni, da chi diceva che li voleva bene, non è così, per cui bisogna stare attentissimi e qualsiasi segnale che avvenga con la famiglia che capisca questa cosa deve denunciare immediatamente, non c'è altra soluzione, questa vergogna deve cessare. Il fatto tragico in tutto questo, Sindaco, è che ovviamente stiamo parlando di processi che sono molto lunghi da invertire, nel senso che i numeri sono talmente alti, il fenomeno è talmente drammatico che è impensabile, diciamocelo chiaramente, risolverlo da un giorno all'altro. Però le chiedo, queste immagini che vi stiamo mostrando, questa mobilitazione incredibile partita da Padova, chi lo sa, può essere magari l'occasione per invertire un po' la rotta, per invertire la tendenza, cioè questa marea umana di persone che c'è stata anche ieri sera in centro, 2000 studenti davanti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione lunedì mattina, possono contribuire magari a cambiare le cose? Sicuramente sì, ne sono convinto, perché questa volta è stato un movimento proprio che è partito dal cuore dell'anima, del rispetto reciproco. Sono convinto di sì, questo può cambiare le cose, ha avuto veramente una risonanza incredibile e questo può aiutare le famiglie stesse che cominciano a parlare con i ragazzi, le famiglie stesse che possono parlare con i ragazzi, l'istituzione, l'università, la scuola, veramente. Questa può essere purtroppo, lo dico purtroppo, può essere un inizio di un processo che può essere sia lungo, ma meno lungo se tutti ci impegniamo. Tra l'altro sicuramente ha inciso anche che a Padova c'è veramente una popolazione studentesca molto attiva da questo punto di vista, lo diciamo spesso, abbiamo 70.000 studenti universitari, 71.000 in crescita, ecco, di solito c'è un decremento della popolazione ma la popolazione universitaria fortunatamente cresce, questo è importante anche per l'economia della città, lo diciamo più spesso, sempre molto spesso, però insomma 71.000 studenti, Padova è una città che storicamente, grazie alla mobilitazione studentesca, ha sempre permesso di avere un ruolo di primo piano a livello nazionale, ecco, forse anche grazie all'università qualcosa potrà cambiare. Sicuramente sì, perché noi abbiamo due grandi fortune, una università, dico sempre, dopo abbiamo un'azienda ospedaliera importante, nel contesto parlo della città, e poi un passato culturale e storico importantissimo, per cui è una città, ricordo solo, non siamo stati capire il volontariato, vuol dire una città, adesso non mi prendo un merito perché non è un merito mio, assolutamente non è un merito politico, ma vuol dire che nel DNA del cittadino siamo, non dico diversi, migliori, siamo un po' dico con presunzione perché siamo stati l'unica città europea che ha avuto questo privilegio di essere capitale volontariato, per cui vuol dire che c'è qualcosa e sicuramente l'università, la cultura, la scuola ha contribuito in questo. Poi sappiamo che a Padova c'è anche un centro antiviolenza molto attivo, l'abbiamo intervistato anche in queste ore. Certo. Riuscite a sostenerlo un po', con quanto potete, con quanto insomma i bilanci vi permettono, non entriamo nel tema bilanci perché ne parleremo più avanti nel corso di questa trasmissione, però le chiedo con quel poco che è possibile, anche il Comune, anche Palazzo Moroni riesce a sostenere? Abbiamo sempre sostenuto, per cui e continueremo ovviamente. E ogni volta che vado o ho modo di parlare con loro rabbrividisco, sentire certe cose, rabbrividisco. I dati effettivamente, Sindaco, sono ancora molto alti, però insomma noi cerchiamo sempre di fare anche del nostro meglio per far capire insomma quanto è importante invertire la rotta, speriamo che queste mobilitazioni insomma in qualche modo servano. Tra l'altro tra pochi giorni c'è anche la giornata contro la violenza sulle donne, quindi speriamo che questo possa essere ancora insomma a suo modo una modalità per scuotere un po' le coscienze delle persone, perché veramente sennò questi numeri continuano a crescere e sicuramente non ci fanno piacere. Tra l'altro stavo pensando anche un'altra cosa, stavo riflettendo anche su un altro fatto, Sindaco. Tutte queste persone
hanno in qualche modo, secondo me, lei dice sempre che c'è insomma, la massima condivisione anche con il territorio, però abbiamo visto nel corso delle manifestazioni moltissimi sindaci, anche di comuni non interessati da questo fatto, tutti con la loro fascia tricolore. Insomma, anche il territorio dal punto di vista delle istituzioni è vicino e sensibile in questa tematica. Assolutamente sì. Ha colpito moltissimo, ma tutti i sindaci del territorio, provincia, ha colpito tutti quanti, ma ognuno che parla è sbalordito, amareggiato, colpito in maniera profonda di quello che è successo. Io spero, come ho detto prima, che questo sia un inizio di cominciare a pensare in maniera diversa, a educare i figli con la scuola, l'università, il nostro sociale. Bisogna che la cosa cambi. È una vergogna quello che è una vergogna. Veramente io mi sento molto imbarazzato. Spesso volentieri proprio anche io, come fa a pensare a queste cose? Veramente faccio fatica a capire. Ci prendiamo una brevissima pausa, chiudiamo qui la prima parte del Sindaco risponde. Al rientro cominceremo a parlare veramente di tematiche relative alla città, di grandi progetti, torneremo a parlare del tram perché, Sindaco, glielo anticipo, ma poi vedremo tutto nella seconda parte di questa trasmissione, in alcune zone della città i commercianti non sono molto felici di quello che sta succedendo, però insomma ne parleremo più tardi dopo la pubblicità, rimanete con noi, non cambiate canale.